Facciamo un consuntivo della nuova iniziativa dell'Isola Mobile Ecologiche, come sta andando? È circa un mese che il servizio è stato istituito, un consuntivo, Assessore. Ma devo dire che abbiamo avuto delle ottime risposte rispetto all'iniziativa, gli utenti, i cittadini sono molto contenti di questo nuovo servizio che abbiamo dato alla cittadinanza, perché d'altronde diamo la possibilità di poter conferire tutta quella frazione di rifiuti che non viene servito dal porta a porta e devo dire che i risultati sono stati ottimi, anzi al di là delle nostre aspettative per quanto riguarda la categoria degli ingombranti. E avete fatto una sorta di bilancio tra le varie zone, non so, una sorta di consuntivo anche quantitativo? Allora, questo lo stiamo facendo perché è importante dare anche questo tipo di informazioni e dire quali sono stati i risultati ottenuti. Infatti sono in attesa che le varie piattaforme mi diano questo tipo di informazioni. Tra l'altro si è anche velocizzato il ritiro di porta a porta, mi risulta che è più veloce da parte dell'azienda preposta. Sì, uno degli obiettivi era quello di ridurre i tempi per quanto riguarda il ritiro degli ingombranti e in questo penso che siamo riusciti ad ottenere lo scopo. C'è anche una diminuzione degli scarichi lasciati per strada, degli incivili che purtroppo non rispettano le regole. Ma questo è un fenomeno che stiamo attenzionando, l'abbiamo visto in lieve calo, però attendiamo ancora maggiori risultati rispetto a questa problematica. Ecco, i controlli sul territorio continuano a esserci, mi riferisco alle varie telecamere che si sono messe nei vari punti dove prima c'erano le discariche abusive. Sì, no, ma oltre a questo abbiamo i controlli visivi e sul posto da parte del nucleo ambientale della Polizia Municipale. Purtroppo compatibilmente con la limitatezza del personale che abbiamo.